Oggi la Lega, noi con Salvini, è l'unico movimento a difesa della nostra identità, della nostra cultura, della nostra economia. Oggi l'Italia non è un paese libero, è un paese economicamente e finanziariamente occupato da quella che è la nuova dittatura di Bruxelles. Diciamo anche no ad una immigrazione incontrollata, un paese che ha una profonda depressione economica non può spendere 5 miliardi di euro per l'accoglienza, togliendo servizi ai cittadini italiani, noi diciamo prima agli italiani. Diciamo no ad una legge Fornero che costringe i lavoratori sul posto di lavoro a 66 anni. Salvini si è impegnato come primo atto di governo ad abolire la legge Fornero, liberando migliaia e migliaia di posti di lavoro ai giovani. Diciamo difesa del Made in Italy, mettendo dazi doganali alle merci straniere e vietando alle aziende che hanno usufruito di finanziamenti italiani di aprire altri stabilimenti all'estero. E diciamo poi innanzitutto tutto ciò nel rispetto di un'Italia unita nel nome del federalismo e delle autonomie. Ecco, in modo che si possa realmente riprendere e valorizzare quella che è la vera autonomia siciliana finora inattuata. Come Presidente per la Regione il nostro pieno sostegno a Nello Musumeci, un amministratore capace, una persona onesta e un grande amministratore.